piace fare, perché poi le ragazze dicono che sono antipatica. Dobbiamo dire che vadano a cambiarsi. Vuoi dirglielo tu? No, furba, vieni avanti Giulia. Allora facciamo in modo che resto io quella cattiva? Sì, allora, però lo faccio gentilmente stasera. Ragazze, show! Andate a cambiarvi, vi vedremo dopo le nostre splendide bellezze che vedremo sfilare dopo. In abito casual, poi in costume da bagno e poi con un abito elegante. Ma veniamo a questo concorso Miss Blu Mare, giunto alla 9ª edizione. Pensate, l'anno scorso più di 1500 ragazze hanno fatto queste finali, hanno fatto questo concorso, 60 le finaliste di quest'anno che approderanno, lo vedete alle mie spalle. Questo, vedi Giulia, è il logo del concorso che vedrà la finale dal 23 al 30 ottobre a bordo della MSC Poesia. Ma come vi dicevo all'inizio, siccome è una serata importantissima, abbiamo voluto Giulia, ma c'è una terza presentatrice, una ragazza bellissima che riconoscerete subito. Signore e signori, Paola Di Benedetto! L'ha fatto capire, insomma, lei è madre natura. Mi chiedo perché sia stata così cattiva con me e così generosa con te. Tra l'altro, quando presento da sola ho l'opportunità di dire che è la TV che allarga. Non posso più farlo perché c'è anche lei, ma fa niente. Allora Paola, vuoi presentarci i nostri sponsor? Intanto buonasera Wendy, grazie per questa presentazione, mi lusinghi. Grazie anche a te Giulia, ti ho sentita, sei brava. Grazie a tutti voi che ci state seguendo. E allora cominciamo presentando i nostri sponsor, perché ne abbiamo davvero tanti. Allora cominciamo, grazie ad Anna Biaggi, Inco Benessere e Bellezza, MSC Crociere, Apple Experience, Ilaria Melli Gioielli, Fomec, Cover e Euro New Pack. E ora, grazie a tutti i nostri sponsor. Questi erano gli sponsor nazionali che supportano il nostro concorso. Facciamo un applauso per tutti gli sponsor nazionali. Ma adesso Giulia, Paola ci presenterà uno a uno i membri della giuria che avranno il compito difficile, ma non proprio, di giudicare le nostre bellezze. Chiedo ai giurati, quando Paola dirà il vostro nome, di alzarvi e salutare il pubblico. Vai Paola. Esatto, abbiamo una bella giuria questa sera, quindi cominciamo da Ivan Chimetto, campione italiano di pattinaggio artistico. Eccolo qui. Abbiamo con noi anche Gianfranco Visentin, sponsor Inco. C'è anche Silvia Galasso, fashion stylist. Abbiamo qui con noi anche Stefano Melli di Ilaria Melli Gioielli. Lui è uno sponsor nazionale, ricordiamo essere anche costruttore e ideatore della corona e dello scettro che ammireremo durante la finalissima nazionale a bordo della MSC. Abbiamo qui con noi anche Tiziana Chiorboli, vicepresidente nazionale Confartigianato. Tra l'altro poi presenteremo un progetto molto bello che è organizzato anche grazie a Confartigianato. Qui non me ne vogliate, ma gli riservo un angolo speciale perché è una mia grande amica. Benvenuta anche a Marianna Arnaldi, modella. C'è anche Gigliola Regola, hairstylist. Benvenuto anche a Vincenzo Gottardo, assessore della provincia di Padova, che non c'è, ok, benissimo. Quindi benvenuta anche a Patrizia Lovato, Miss Mamma Italiana 2016. Ecco qui, la ammiriamo con fascia e corona. Tra l'altro, ecco, Vincenzo Gottardo non c'è perché in realtà sta lavorando nello stand di tutto il comune di Campodoro, ma poi andremo a rapirlo. Grazie intanto a Vincenzo, che è vicepresidente della provincia di Padova, assessore, è lì che smanetta i tavoli. Un politico che lavora, una cosa abbastanza... Vai Paola. Un momento. Li abbiamo presentati tutti? Li abbiamo presentati tutti, sì. Allora, noi ora saluteremo Paola e saluteremo Giulia. Giulia va a casa e ha una motivazione importante. Perché vai già a casa, Giulia? Cosa succede domani? Perché domani vado a scuola. Domani Giulia va a scuola
E allora un in bocca al lupo a Giulia, che inizia il secondo anno, Giulia. Sì. Il secondo anno, in bocca al lupo a tutti gli studenti che abbiamo qui. Chi sia arrivato adesso, si sia unito alla folla che sta assistendo a questa serata. Qui c'è un evento straordinario perché è la finale regionale di Miss Blu Mare. Questa sera sceglieremo le ragazze venete che rappresenteranno la nostra regione nella finale che ci sarà ad ottobre a bordo dell'MSC Crociera Poesia. Ma adesso vi avevo promesso una serata piena di sorprese, la prima la vedete qui. Allora, immaginate degli imprenditori e immaginate che siano anche appassionati di rally in moto o con le auto e immaginate anche che questi imprenditori però vogliono unire alla loro passione la possibilità di fare del bene. Nasce il progetto Imprenditori di Cuore e abbiamo qui il presidente di un'associazione che ora ci spiegherà e anche Michele, vieni Michele, e poi la vicepresidente Tiziana Chiorboli, la vicepresidente di Confatigionato per quanto riguarda lei Stalis, gli acconciatori. Facciamo un applauso perché ci spiegheranno, mettetevi pure lì ragazzi, andateli davanti, ci spiegheranno l'importanza di questo progetto ma soprattutto perché la nostra Tiziana ha in mano un defibrillatore semiautomatico. A presentarci il progetto il presidente dell'associazione che è Gianpietro Dalben. Vieni Gianpietro, raccontaci un po' cosa fate. Allora, buonasera a tutti. L'Agenzia Sorrisi unisce lo sport e la solidarietà nel mondo attraverso gare con le moto, gare da rally, con le macchine, con i quad, con i camion. Distribuiamo quello che raccogliamo durante l'anno nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità, per cui vestiti, giocattoli, materiale sanitario, eccetera. In Italia non ci dimentichiamo di molte famiglie in difficoltà a cui andiamo a consegnare tutti i mesi quintali di alimenti e adesso con questa idea di Confartigianato, visto che ci hanno chiesto anche di intervenire per il terremoto ultimo come abbiamo già fatto in Emilia e anche all'Aquila, abbiamo questa iniziativa importante in connubio con Confartigianato di Vicenza che ci dà l'onore, puntini, di insomma essere imprenditori di cuore e di fare una cosa molto importante. Hai citato giustamente il terremoto, abbiamo visto nei vari reportage quanto fossero fondamentali le persone che con la moto, abituate a fare anche percorsi un po' impervi, hanno raggiunto situazioni difficili portando un aiuto. Voi avete deciso come Confartigianato di donare all'associazione un defibrillatore. Vieni Tiziana, raccontaci. Niente, abbiamo supportato questa iniziativa, ora io consegno questo defibrillatore che può servire anche per il terremoto giù in centro Italia e ovviamente credo sia un gesto molto di generosità nei confronti di queste persone in questo momento molto delicato. Sono stasera un pochino agitata aver preso questo ruolo perché onestamente su queste cose un po' di cuore ci vuole, per cui io sono molto sensibile. Allora grazie, facciamo ufficialmente l'immagine, quindi Tiziana scattiamo la foto della consegna. Pensate che questa associazione opera in Marocco, Tunisia, Egitto, Grecia, Algeria, in Albania, ma anche in Italia, quindi portando aiuto, portando beni di prima necessità. Ora vi sposterete anche come dei veri angeli con l'aiuto di un defibrillatore grazie al Confartigianato. Grazie davvero per quello che fate e in bocca al lupo perché è un'attività fondamentale. Grazie Gianpietro, grazie a Michele, grazie a Tiziana, ma andiamo avanti e questo è il vostro momento, giuria. Ora vedremo sfilare le nostre 18 ragazze per la prima uscita. Faccio una premessa per chi ci sta seguendo: le ragazze hanno scelto da sole come vestirsi, le vedrete ora vestite in abbigliamento casual o comunque come loro si sentono di essere casual, ma giuria, dovrete giudicare i visi, i volti in questa uscita, un'uscita dove vedrete anche dei gioielli particolari. Guardate le ragazze, guardate le mani, i bracciali, si tratta di un'azienda innovativa, Blue Blood, poi vi spiegheremo chi sono. Intanto facciamo entrare le ragazze, io chiedo se si può portare uno sgabello così riesco ad annunciare le ragazze. Giuria, mi raccomando, guardiamo il viso. E allora con un applauso accogliamo la nostra prima uscita delle ragazze, partendo dalla ragazza numero 1. Musica!
di giudicare la bellezza, l'armonia, i canoni che secondo voi vanno a premiare il viso più bello. E iniziamo con la numero 1, Giorgia Mattiello. 16 anni per Giorgia, che ha la passione della danza, eccola qua. Grazie Giorgia. La numero 2, Beatrice Soardi. Diciassettenne con la passione della fotografia. Indossano gioielli, anelli della Blue Blood, marchio tutto italiano nato dalla collaborazione tra i designer dell'azienda Rosa Croce e il web designer di Eli Web. Andiamo con la numero 3, Laura Dalla Costa. Anni 17, passione la danza. La numero 4 è Elena Valle. Elena ha 20 anni e anche lei ama la danza. Numero 5, Angelica Danese. Elena ha 18 anni e anche lei ama la danza. La numero 6, Giulia Gasparon.
anni. Chiara, sei tu che ami il nuoto sincronizzato? Ok, ama il nuoto sincronizzato, è sincronizzata dappertutto a vederla. Numero 9, Agata Scarpa. Agata, 17 anni, ama la pallavolo. Arriviamo alla numero 10, Alice Sandri. Devi sentire pubblico? Alice ha 16 anni e anche lei ama la pallavolo. Andiamo con la numero 11, lei è Noemi Agnolin. Lei ha 17 anni, le piace il nuoto. Noemi, non sei parente del famoso arbitro di calcio, vero? Ok. Andiamo con la numero 12, Elisa Bellocchi. Elisa ha 15 anni, le piace la pallavolo. Che lei indossa le pedine blu grado, la bellezza di queste pedine che potete portarne 2 o 3 nello stesso dito che illuminano tutta la mano. Andiamo con la numero 13, Paolina Yen. Paolina ha 25 anni, le piace la recitazione. Coinvolto tutti con la tua età, non si direbbe. La numero 14, Maria Busellato. Maria ha 16 anni, le piace la ginnastica artistica. Stasera segneremo
leggere. Se qualcuno ha un po' d'acqua per il fonico, perché lo vedo in difficoltà. La numero 16, Pamela Grotto. Pamela ha 18 anni, la sua passione è walking, ma ti piace walking o anche camminare? Va bene anche la versione italiana? Ok, ti piace camminare? Andiamo con il numero 17, Ariel Ceola. È giusto il cognome Ariel? Perfetto. Le piace il pattinaggio, e per chi si stesse chiedendo se le ragazze moderne si vestono davvero così, sì, si vestono tutte veramente così, tanta roba buona. Grazie Ariel. L'onere di chiudere alla numero 18, Francesca Bosco Scuro. Scioccare troppo le persone. Giuria, ora verremo a raccogliere le vostre schede, perché inizierà la valutazione per capire il voto che avete dato ai volti. Intanto saluto tutte le persone che sono arrivate adesso per vedere la finale regionale di Miss Puma. Noi siamo pronti per dare ancora dei ringraziamenti, e cioè ai nostri sponsor regionali. Vai Paola. Sì, se non l'avete capito, io sono l'addetta alla lettura degli sponsor, mi hanno dato questo compito importantissimo stasera, ma è giusto ringraziarli 2, 3, 4 volte, perché senza gli sponsor il concorso non sarebbe qui, noi non saremmo qui, e quindi è giusto ringraziarli. E allora grazie a Elisir Dargan, Gruppo Centro Paghe, grazie a Grappa Bonollo, Caffè Vero, Bracciale Gioia, Facchin Calcestruzzi, Blue Blood, Garden Vicenza Verde, l'Autogas, Energia e Sorrisi Rally Team, Maripose, Photofish e iPro Sub. Tra l'altro le avete viste anche le nostre ragazze ancora più impreziosite, imbellite se possibile, con vari gioielli e quant'altro, quindi insomma grazie ai nostri sponsor. Tra l'altro vieni Paola, so che non sembra, ma io e Paola abbiamo qualcosa di identico. Il bracciale! Allora, bracciale, sì. Facciamo notare questo braccialetto straordinario che stiamo lanciando qui questa sera, e che Paola avranno tutte le nostre ragazze che ora sfileranno in costume, e che ha una particolarità. Fa vedere? Sì, perché ha questo innesto particolare nella quale si può inserire la vostra fragranza preferita, e così se vi scordate, uscite di casa, lo mettete, zac zac, e vi spruzzate anche il profumo. Io consiglio anche, così per autodifesa, spray peperoncino, e al primo che dà fastidio, zac, e lo annientate. Praticamente è stato creato apposta per avere un profumo sempre con sé. C'è una parte interna, nel kit che vi viene dato c'è una sorta di strumento che serve per estrarre dalla boccetta del vostro profumo preferito il profumo, lo inserite qui, chiudete e in ogni momento potete spruzzarvelo. È coloratissimo, quindi potete abbinarlo a qualsiasi cosa, in 2 versioni, quella liscia e quella con gli strass. Se volete delle informazioni, le ragazze Gioia sono qui, Gioia scritto con la J, Oia,
un gioiello veramente eccezionale che ora vedrete quanto impreziosirà le nostre ragazze. Sì, tra l'altro molto fashion, abbinabili con tutto, quindi ottimo lavoro. Ora Wendy, momento attesissimo della serata. Vi ricordo anche che oltre alle 7 fasce che daremo questa sera verranno elette 4 madrine che domani sera sfileranno in abito da sposa e sono Miss Colli Iberici, Colli Ugani, Colli Ovest Vicenza e Delta del Po, quindi tante fasce, Paola. Assolutamente ma sì. ora è il momento Della sfilata in costume, occhi aperti, chiamiamo le ragazze. e questo è il momento giuria in cui dovete giudicare ovviamente le physique du rôle, il fisico. Vi chiedo appunto di prestare attenzione a 2 particolari, i braccialetti gioia che le ragazze indossano. Alzate tutto il braccio dove avete il braccialetto, eccolo qua, facciamo una bella foto che poi serve sempre, bravi i nostri fotografi. E poi non solo, guardate le acconciature straordinarie e poi vi spiegheremo perché e soprattutto chi sono gli artisti che hanno creato queste acconciature splendide. Ma intanto iniziamo con la numero 1, Giorgia Mattiello. Giorgia, da dove vieni bellezza? Da Vicenza. Allora Giorgia, abbiamo detto prima l'età, ora voglio sapere qual è la tua pizza preferita, Giorgia. Margherita. Ah, bellissima e semplice, grazie a Giorgia Mattiello, prego. La numero 2, Beatrice Soardi. In questo caso le ragazze hanno scelto il costume da indossare, vedete che i gioielli, i braccialetti gioia si trovano con qualsiasi tipo di costume. Beatrice, qual è la tua canzone preferita? Cold Water. E da dove vieni, Beatrice? Da Breganze. Quindi Cold Water è arrivata anche lì. Brava, grazie Beatrice. Numero 3, Laura Dalla Costa. Ricordo alla giuria che poi valuteremo il portamento e l'eleganza, quindi questa è l'uscita per valutare soltanto il fisico delle nostre ragazze. Vi ricordo anche che i bracciali gioia che hanno il profumo incorporato li potete scegliere lisci o con gli strass. Laura che c'è questa Laura? Ascolta, il tuo fiore preferito, Laura? Il girasole. Amore, vai girasole che dove ti giri sei tutta bella lo stesso. Momento della numero 4, Elena Valle.
unghie, smalto, sei tutta turchese tu Elena. Allora ti chiedo, qual è il tuo colore preferito? L'azzurro. Amore santo, amore della zia natura, vai. Numero 5 è Angelica Danese. Ricordo che la vendita online, quindi l'e-commerce di Braccialetti Gioia, sarà attiva tra poco, intanto potete vedere il sito oppure andare nel punto informativo. Vieni qui Angelica, allora sono 4, qual è la stagione dell'anno che preferisci? L'inverno. L'inverno, perché Angelica? Sei tanto bella d'estate o sbaglio? L'inverno perché? Perché mi piace mettere i maglioni. Perché le piace mettere i maglioni, bugiarda. Scherzo, vai Angelica, grazie. La numero 6 è Giulia Gasparon. Vi faccio notare anche il compito difficilissimo che ha uno di noi, Luca, là sulle scale, che deve accogliere le ragazze e farle scendere. Che compito difficile, Luca, eh? Se qualcuno vuole dargli il cambio, basta offrirsi. Allora, Giulia, il giorno della settimana che preferisci? Il sabato. Perché il sabato? Perché poi domani non si va a scuola, perché? Perché ci si riposa. Amore, vai, che ci piace anche da dietro, grazie! La numero 7 è Veronica Uregoni. Non so se avete notato lo sguardo, perché lei ha camminato proprio guardando tutta la nostra Giulia. In the eyes, brava. Allora, cos'è che preferisci, cane o gatto? Cane. Tu sei più una ragazza da cagnolino, perfetto, grazie, vai. Bellissima. La numero 8 è Chiara Garolla. Chiara, aspetta Chiara, quanti vorrebbero fare questa cosa? Non si vede il numero, Chiara. Fatelo così con la manina, brava, vai. Qua, brava. Sistemiamo bene il numero. Allora Chiara, il gusto del gelato che ti piace di più? Io il cremino. Il cremino, se qualcuno ha una gelateria potete conquistare questa dolce ragazza con il cremino. Vai, bella Mora! Sarebbe bello vedere se camminano con questa falcata anche scarpe da ginnastica, lo approfondiremo. La numero 9, Agata Scarpa. Agata, hai scelto proprio un costumino di quelli semplici, il primo che avevi nell'armadio. Allora Agata, con un nome importante come il tuo non potevo che chiederti quale sia la tua pietra preferita. L'agata. L'Agata, bravissima, vai ragazza. Applaudiamo quest'alta bellezza.
Sandri. Ricordo che sia di passaggio che stiamo vedendo la seconda uscita delle nostre Miss, quella in costume da bagno per valutare il loro fisico, abbiamo una giuria di esperti, e poi usciranno in abito elegante, quindi un momento dedicato alla bellezza e all'eleganza. Intanto abbiamo qui Alice, avevi paura, Alice, ora il tacco perché una sfilata richiede il tacco, ma nella quotidianità scarpa alta o scarpa bassa? Scarpa bassa. Scarpa bassa e pratica, vai, grazie Alice. Noemi Agnolin, ma che simpatica la Noemi. Noemi, qual è il film che ti è piaciuto di più? È difficile, guardi molti film o perché ne guardi molto pochi? Perché ne guardo molto poco. Non importa, ci piace lo stesso, grazie Noemi. Ora la numero 12 è Elisa Dell'Occhi. Allora, se un ragazzo vuole invitarti fuori, vuole fare colpo, qual è la tua bibita preferita? La Coca-Cola. La Coca-Cola, ve la cavate benissimo, grazie Elisa. Numero 13, Paolina Yen. Allora, abbiamo chiesto alla ragazza di prima se qualcuno ti porta fuori a bere qualcosa. Se ti porta una cena, il tuo piatto preferito? La carbonara. La carbonara, brava, brava la ragazza nostrana, brava. Numero 14 è Maria Busellato, vai Maria. Che alcune di queste ragazze andranno nella nostra nave da crociera MSC Poesia per la finale nazionale. Chissà se sarà Maria. Qui intanto chiediamo qual è il frutto che ti piace di più. La pesca. La pesca, uno a caso, brava, vai Maria. Le nostre ultime 4 bellezze, iniziando dalla numero 15, Irene Baldan.
piace molto leggere, qual è l'autore o il libro che ti è piaciuto di più finora? Nicolò Manetti, Io non ho paura. Bellissimo, brava, preparata sta ragazza, vai. Numero 16, Pamela Grotto. L'ultimo anno? L'ultimo anno. Materia preferita? Economia. Brava, guarda, pensate di avere una commercialista così. Grazie, vai Pamela. La penultima è la numero 17, Ariel Ceola. Sportivo o elegante? Fighetto, hipster o un tipo un po' l'esperto della ginnastica? Elegante. Oh, le piacciono gli uomini eleganti, siete avvisati? Cravatta e risvoltino, grazie Ale. Chiude la numero 18, Francesca Boscoscuro. Dietro al collo. Dietro al collo, cioè nella nuca, grazie, vai Francesca. Abbiamo avuto tutti un po' di paura, anch'io devo dire la verità. Lei intendeva qua, giusto per capirci, ho avuto un attimo di terrore, è passato tutto. Allora giuria, abbiamo finito con le votazioni, come sta andando? Gianfranco, tutto a posto? Ivan, tutto bene? Anche la tua mamma ti sta controllando, ti marca stretta, la vedo. Allora poi saluteremo ancora la nostra giuria, intanto ritiriamo le votazioni, vi ricordo che tra un po' le ragazze sono andate a cambiarsi per l'uscita elegante.